si dovesse perdere questa grandissima occasione di mettere insieme tutte le città che hanno partecipato a questo percorso della capitale europea della cultura per il 2019. Voi lo sapete bene perché avete partecipato al primo mensile. 21 città hanno partecipato a quella videocarta. 21 città hanno messo in campo energie, sforzi, chi più chi meno, chi ha cominciato molto prima e chi ha cominciato un po' dopo, come ha fatto tanto. Però le energie erano tante, sono state tante, gli sforzi sono stati tanti, in alcuni casi sono stati spesi anche tanti soldi. E quindi quello che noi pensavamo allora è che siamo riusciti anche assieme al CIDA, che è l'associazione delle città d'arte, abbiamo cercato di non disperdere queste energie. Abbiamo costituito questo gruppo di Italia 2019. Abbiamo fatto diversi passi anche in Parlamento, provocando degli ordini del giorno, delle mozioni che hanno avuto per fortuna successo, tanto che nel decreto, nella legge di selezione Italia è stato fatto riferimento specifico al progetto di Italia 2019 destinato a alcune risorse. Ora, in questi giorni dovrebbe essere approvato il decreto attuativo della legge di destinazione Italia, destinando circa 500 milioni, almeno mi sembra, a questo progetto. E questo riuscirete a salvare almeno una parte dei progetti che sono stati indicati nei diversi dossier di candidatura da tutte e 21 le città. Sempre in quell'ambito lì era stato previsto qualcosa, era stata prevista la designazione di capitale italiana della cultura e le 5 città escluse della shortlist, quindi Siena, Ravenna, Lecce e Cagliari, sono state nominate per il 2015 le capitali italiane della cultura, che sono state destinate a loro credo un paio di giorni fa con un decreto del ministro Franceschini, 1 milione a città. Questo ovviamente non è da calcolare soltanto, come diceva già Paolo Verri, di soldi, però è un problema di riuscire a non disperdere un patrimonio di energie che è stato profuso in tutti questi anni, perché questo potrebbe portare nel 2019 ad avere un percorso che non sia soltanto quello di Matera, che si candida a questo punto a essere capofila di Italia 2019, quindi di poter immaginare che ci sia un percorso culturale innanzitutto, ma poi anche turistico, quindi anche di flussi che possano toccare e mettere insieme almeno alcune di queste 21 città. Questo io credo che sia molto importante tenere presente anche nei nostri rapporti futuri, quindi non soltanto per quanto riguarda la capacità di materialità delle altre città della Puglia di stare insieme. Vorrei fare un richiamo soltanto delle cose che possiamo fare insieme. Alcune le ha già citate Paolo magistralmente, però ce n'è una in particolare che credo che possa essere veramente di grande aiuto a tanto, che è reciproco, perché poi queste cose di scambio sono sempre reciproci. L'esperienza che citava prima del recupero dei sassi sono un esempio, credo, importantissimo per quanto riguarda il recupero italiano. È un percorso, credo che anche la modalità che è stata usata di finanziamento potrebbe essere un esempio, oggi che si parla opportunamente di risorse che vengono immaginate dal governo Renzi per Taranto. Questa potrebbe essere una